Buonasera a tutti, bentornati a Novis, le visite dal Presidente dal Consiglio Mario Draghi alla sede della Protezione Civile regionale e al MIC Donje Palme, dove ha ringraziato la Regione per l'impegno che ha messo all'accetto agli espatriati ucraini. Draghi, arrivato a Palme, accompagnato dal sovrastante del Dipartimento Nazionale di Protezione Civile Fabrizio Curcio, è stato ricevuto dal Presidente della Regione Massimiliano Fedriga, dal Vicepresidente regionale Riccardi, dal prefetto di Trieste Annunziato Vardè e dal sindaco di Palme Giuseppe Tellini. Il Presidente del Consiglio ha verificato l'operatività della struttura e diventata centri di riferimento nazionale partita sotto le medicine destinate alla popolazione ucraina ed indulà che tai dispassati e è partita una colonna di volontari che hanno preparato un camp di ospitalità in Slovacchia e le visite dal Presidente del Consiglio Mario Draghi noi è state cence polemiche su un gruppo di manifestanze alla spietati il Premier fuori dalla struttura della protezione civile, tra di loro ieri tante int dal movimento Novax che pacifisti, ma le polemiche arrivate anche dentro il monte politico regionale. Il Presidente dal Consiglio regionale Piero Mauro Zanin l'ha di fatto mettute in evidenza che nessun componente dell'Assemblea è stato invitato. Si dice che mentre il Consiglio regionale ha sentito la gente interessata dalla politica europea con le audizioni proprio per costruire un documento che sedi al servizio del Comitato regionale, abbiamo saputo che aveva il Presidente Draghi a fare un incontro in regione. Purtroppo il Consiglio regionale non è stato invitato, quindi il Presidente Draghi non ha avuto la sensibilità di portare une parole o comunque di scrivere al Consiglio regionale, visto che arriva in regione che è la massima rappresentanza di democrazia. Anche molte volte la tecnocrazia vince sulla rappresentanza del popolo, sulla democrazia e di chi sta veramente avvilito. E è continuato dunque senza perdere altri tempi il lavoro dal Consiglio regionale con l'incontro tra i consigliers e gli europarlamentari dal Friuli Venezia Giulia. All'incontro ha partecipato anche l'assessore alle finanze Barbara Zilli. Voi in Consiglio regionale vi avuto l'occasione di confrontarsi sull'importante strumento da sessione europeane. Si tratta di mettere insieme tutti gli interessi dai portatori di interesse appunto sul territorio regionale per capire che la legislazione dell'Unione Europea può venire incontri a esigenze e a potenzialità dei nostri territori. Lo vi fatto con un dialogo costruttivo che ha un obiettivo per noi, che è il di poter dire che la regione ha di continuare a crescere anche se in un momento di grandissime difficoltà come quel che stiamo vivendo. Sono 4 pazienti ricoverati dalle terapie intensive dalla regione colpe dal Covid, con 136 persone ricoverate in altri saris medicis. 2 morti dagli ultimi 24 ore, con 280 nuovi contagiati, un numero più basso di quello dei passati, ma che ha anche il risultato di un numero basso di tampons, poco più di 3.000 tra molecolari e antigenici. Hanno superato un'altra volta quote 20.000 i corregionali che sono in isolamento, sono 20.386. Di mattina è stato un brutto incidente stradale a Chions, 2 macchine per cause che sono antimoda, ora a capire forze dall'ordine, si sono sbattuti con una delle dos che per la fuarce dalla trussata e è finita qui in Triarbo, dove che si è fatta su 4 feriti che in condizioni più gravi sono stati menati con l'elicottero in ospedale a Udin. Non è pace in municipio a Tor di Zuin dopo la decisione dal TAR di dare la vittoria elettorale a Enrico Monticolo, ribaltante il risultato dalle urne. Marco Turco l'ha deciso di correre in appello davanti al Consiglio di Stato. Turco, che la di dopo dalle elezioni sarebbe stato nominato sindaco per il fatto che a parità di voti sarebbe il candidato più giovane, ha fatto sapere di aver fatto ricorso, convinto che la sentenza dal TAR sia sbagliata tanto che dal punto di vista procedurale che tal merito.
Gli state fatte a Udin la cerimonia di inaugurazione dall'anno accademic dall'Università Cittadina. Con l'occasione all'estate panduta il divigni dalla Scuola Superiore dell'Ateneo, che sarà accreditata a livello nazionale per arrivare a parificare il diploma di licenze con un master di secondo livello. Questo è un riconoscimento importante, ha commentato Alberto Policriti, direttore della scuola. Il nostro percorso al core in band dal normal percorso di studi che i studenti a scelgere dal momento della missione. La cerimonia ha veduto anche la consegna dei diplomi ai 30 allievi che 15 di loro hanno completato il ciclo di studi. Dal 2023 tornerà a nascere la Galleria d'Arte Moderne dal Palamostre di Udin. Dopo anni di spiete sono stati consegnati i lavori che tornerà a portare il blocco centrale della struttura di Placiale Paolo Diacono al suo splendore originari. 2 milioni e mezzo il costo della ristrutturazione. Così al Palamostre un edificio del comune e quindi ho anche il dovere di intervenire per poter rimettere a posto che è all'estate e è un punto di riferimento per cultura, per sport, per teatri furlani. Dicono che ho vinto al teatro che resta fermo al primo blocco, al secondo blocco invece ho intervenire perché a dentro non è utilizzabile, non è praticabile, ho quindi fa tutte le parti strutturali, antisismiche, con tutti i plans, metti a posto tutto, sistema anche le pareti interne, in modo di poter creare quel che è un domani, si diventerà una sala espositive di sempre culture e quindi mostre, iniziative che poi si fa non solo per i cittadini sudinesi ma anche perché che vengono in di fuori, perché è un impianto che l'ha interessato tutto il Friuli. Ma quel che diventa importante è che chi può dare anche fare in modo che tutti i giovani, che ha voglia di creare culture, musica, eccetera, può essere ospitati, chi che come noi, perché alle ferre, alle sierate. Dopo una parte è utilizzabile, però è un intervento che richiede manco un anno di lavoro, è una spesa a vondo importante, che è 2 milioni e mezzo, stante che è al progetto, ovviamente sapete che come è un periodo particolare per quanto riguarda anche i costi, però ho contento di poter là in davanti, non fermarsi e questo credo che sia la roba più importante. Il Liceo Copernico di Udin ha ospitato le celebrazioni organizzate dalla Prefettura di Udin e dall'Ufficio Scolastico Regionale per la giornata in memoria delle vittime delle mafie. Ai studenti hanno velato il Presidente dell'Osservatorio Regionale Antimafia Michele Penta, il Scindic di Mortean e ex generale d'allarme dai Carabinieri Roberto Zuliani e Silvia Stener, niece dalla Diendi Scorte e di Walter Cosina, copati in via D'Amelio come componente dalla scorta di Paolo Borsellino. E anche per usgnota le dutte, Gnovi saltone domani, sempre alle snuf, mancul vinchie e sozzere. Arriviodi, Simandi.